che è la società del gruppo Benetton, che ha sede a Treviso, che cura tutti gli investimenti sportivi appunto del gruppo, che hanno una forte finalità sociale. Qui parliamo di basket, c'è chi sogna, chi è di fede juventina sogna il triplete. Noi il triplete l'abbiamo già fatto, visto che per il terzo anno consecutivo siamo a Jesolo con le finali di uno dei campionati nazionali giovanili più importanti nel mondo sportivo e nel mondo della pallacanestro italiana. L'ha fatto Jesolo il triplete, no? Prego? L'ha fatto Jesolo, infatti l'ha fatto Jesolo, triplete l'ha fatto Jesolo, che ospita per il terzo anno consecutivo le finali. Questo che è uno degli eventi, dei progetti giovanili soprattutto cestistici più rilevanti sul territorio italiano. Si chiama Join the Game, è un campionato nazionale a tutti gli effetti grazie alla partnership che abbiamo con la Federazione Italiana Pallacanestro. Campionato nazionale di basket 3 contro 3, il basket da strada, quello che si gioca sulla metà campo con tempi molto ristretti, con grande intensità, ed è riservato alle categorie under 13 e under 14, sia maschili che femminili. È un campionato che noi organizziamo ormai dal 2013, grazie al supporto preziosissimo del 2003, scusate, grazie al supporto preziosissimo della Federazione Italiana Pallacanestro. Ogni anno coinvolge 35.000 ragazzi in tutta Italia. È un campionato molto snello, si gioca in 3 fasi, non si gioca tutto l'anno. L'ultima domenica di febbraio c'è la fase provinciale, vuol dire che in ogni capoluogo di provincia in Italia c'è una palestra in cui si gioca al Join the Game. In questa fase partecipano 35.000 ragazzini col sogno di vincere lo scudetto. Chi vince, quindi i sopravvissuti, passano alla fase regionale. Prima domenica di aprile in ogni capoluogo di regione in Italia si gioca a Join the Game. La fase regionale coinvolge circa 12.000 ragazzi e ragazze. I vincitori sono 320, vengono qui a Jesolo ormai da 3 anni nella stupenda struttura del Palarrex per contendersi il sogno di vincere, di cucirsi al petto lo scudetto nelle 4 categorie che sono previste. Sicuramente è un punto d'orgoglio per noi essere qui ospiti a Jesolo. Comunque nel nostro territorio Verde Sport appunto è una realtà come Benetton di Treviso, che è vicinissima a questo territorio, quindi voglio veramente ringraziare l'amministrazione comunale che ospita questo evento e che grazie a questo evento comunque entra nelle case di 35.000 ragazzi con tutto il materiale di comunicazione legato all'iscrizione di questo torneo, che viene fatto nelle fasi che vi ho descritto. Davvero un motivo d'orgoglio per noi essere ospiti in questo weekend. Si giocherà questo sabato e domenica. Sabato dalle ore 14 pressappoco cominciano le prime fasi, si giocherà fino a sera inoltrata, poi la domenica mattina le finalissime, verso l'ora di pranzo le premiazioni. Si giocherà in continuazione, ci sono 2 campi allestiti all'interno del Palarrex, in più c'è anche un altro mezzo campo dove si farà una contest del tiro da 3 punti. Sicuramente una manifestazione di grande colore che porterà gente da tutta Italia, perché ci saranno ovviamente anche allenatori, genitori al seguito che stanno per popolare il litorale jesolano e il Palarrex in questi 2 giorni di basket, dove soprattutto c'è una forte condivisione di un messaggio sociale, ovvero Join the Game serve a promuovere la pratica sportiva, soprattutto in una fascia d'età dove sappiamo a livello italiano il cosiddetto fenomeno del drop off, ovvero l'abbandono da parte dei giovani, è altissimo. Tanti magari cominciano col mini basket a 6, 7, 8 anni e quando si arriva a 13 ci sono altri tipi di interessi. Il messaggio che Join the Game vuole lanciare non solo ai 35.000 partecipanti che ogni anno sono in gara è proprio quello: l'importanza di stare insieme, di condividere uno spirito importante sia di competizione ma anche di stare insieme, di stare in gruppo. È bello come i ragazzi stessi facciano gruppo tra le varie squadre che sono pur in campo a competere per lo scudetto, a cercare di trasmettere valori positivi. Questa è la mission di Verde Sport e del gruppo Benetton. Ci piace che questa mission venga condivisa ovviamente da chi la promozione dello sport e della pratica sportiva lo fa tutti i giorni, come la Federazione Italiana Pallacanestro, e ci piace che il comune di Jesolo abbia deciso di fare appunto il triplete quest'anno per un messaggio positivo. Al di là degli scudetti che vengono messi in palio questo fine settimana, c'è un forte messaggio sociale. Ci piace anche per questo che Jesolo sia un po' il punto di ritrovo di quello che è il momento clou di questo torneo, che si è sviluppato, si è articolato lungo tutta la penisola per tutto l'anno. Quindi io vi aspetto al Palarrex da domani dalle 14, potrete vedere giocare
questi ragazzi, magari qualcuno di loro diventerà famoso. Ci sono stati casi negli anni passati, visto che lo facciamo nel 2003, di giocatori che sono passati per il Join the Game. Alessandro Gentile, per dirne una, non è riuscito a vincerlo. Ce ne sono stati tanti, magari vedrete anche qualche campioncino del futuro. Permettetemi ovviamente di ringraziare anche tutti i partner che ci supportano in questo evento, da Team a Spizzico, a Gatorade, a Molten, Somed, poi li vedete lì nel nostro tabellone, e di ringraziare il nostro staff con Flavia Liotto, Domenico Inucci in prima linea per far sì che questa manifestazione avvenga nel migliore dei modi. Tra l'altro i ragazzi saranno tutti ospitati questa 2 giorni nel villaggio Marzotto, quindi sempre qui sul litorale iesolano, mentre le altre persone che verranno a partecipare sfrutteranno la grande ricettività e le potenzialità di questo litorale. È anche un modo per far conoscere la bellezza di questo posto. Io sono un po' iesolano di adozione, come Ennio sa, e la bellezza e il fascino unico che Jesolo ha, anche gente che viene da tutte le parti d'Italia. Quindi grazie ancora a tutti, lascerei la parola al vicepresidente regionale della federazione Marcello Crosano. Allora, intanto io devo giustificare il presidente regionale che non può essere qua oggi per un concomitante impegno in Lombardia indetto dal presidente Petrucci proprio oggi alle ore 14. Diciamo che per la Federazione Pallacanestro intanto è un onore partecipare alla presentazione oggi di questo importante appuntamento assieme ai maratoneti, perché questa manifestazione, come ha detto l'amministratore delegato, è una manifestazione che ha acquisito un'importanza tale da diventare per noi pallacanestro il clou di tutta l'attività giovanile. È un torneo che è nato in Veneto e che ogni anno porta la sua fase finale in Veneto. Jesolo è la 3ª volta, siamo sempre stati contenti di Jesolo e soprattutto anche della sua imponente struttura, che non è facile trovare in realtà piccole durante il corso dell'anno. Riuscire a far partecipare più di 35.000 persone, ragazzi e ragazze che sono poco più di 13enni, 12enni, 13enni, vuol dire che sportivamente parlando è una manifestazione appetibile. È una manifestazione che ha avuto una scelta oculata, che ha avuto una bontà della manifestazione stessa e soprattutto un unanime consenso. Il ragazzo, oltre che giocare, può anche esprimere, diciamo, tutta quella che è la sua potenzialità sportiva, perché giocano da soli, non hanno l'allenatore che gli dice di stare a determinate tattiche, non sono vincolati da scelte tecniche legate a risultati della società, ma possono esprimersi tranquillamente loro. Giocano in 3, però sono in 4, quindi il cambio lo possono fare tranquillamente, quando vogliono, il gioco non si ferma mai. Va a tamburo battente, perché ogni partita è di 5 minuti, si stop 1 minuto e si riparte. E c'è un torneo all'italiana in cui tutti giocano contro tutti. Dopo i primi vanno avanti fino alle finali di domenica attorno a mezzogiorno. Ma credo che al di là del fatto sportivo, per il ragazzo sia anche e soprattutto un'occasione di socializzare con altri ragazzi che provengono da altre realtà di tutta Italia, e credo che questa esperienza, sentivo anche l'anno scorso, se la possono portare per tutto il tempo e per tutta la vita, soprattutto sportiva, e la vita di comunità. Io spero che il tempo ci dia una mano per poter fare tutte quelle manifestazioni che sono previste, perché le previsioni del tempo dicono stranezze. Come sempre. Come sempre, giusto. Dal Join the Game, come ha detto l'amministratore, sono passati tantissimi ragazzi che poi sono diventati famosi, e quindi diciamo che lo spettacolo soprattutto non mancherà, perché la bravura di questi ragazzi, che ho occasione di vederla, la potrete constatare sul campo, resterete qualche volta a bocca aperta. Concludo ringraziando la Verde Sport per il collaudato organizzazione della manifestazione, ringrazio il Comune di Jesolo per la collaborazione che ci fornisce sempre e costantemente, e in più ringrazio tutti coloro che in varie forme hanno fatto sì che entrambe le manifestazioni si possano realizzare. Da parte mia, è chiaro, un in bocca al lupo a tutti i partecipanti. Colgo l'occasione, perché il Presidente regionale ci teneva, di consegnare il gagliardetto del Comitato regionale alla Verde Sport e al Comune di Jesolo per la sempre dimostrata disponibilità. Grazie.